Mercoledì 14 gennaio, San Felice d'Anola. È il 14° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 351 al termine. Il sole sorge alle 7:48 e tramonta alle 16:55. La luna si leva all'1:22 e tramonta alle 12:07. Durante il ducato di Pietro II Candiano i veneziani estendono la loro influenza in Istria e in tale giorno ottengono che Capodistria paghi un tributo di 100 anfore di vino all'anno in cambio della loro protezione e di alcune facilitazioni sul mercato di Rialto. Visto il grande successo di pubblico, l'apertura della mostra di opere di Paolo Veronese, Villa Soranzo, una storia dimenticata, al Museo Giorgione di Castelfranco, continuerà fino al 15 febbraio. Visitate il sito www.museocasagiorgione.it. Le previsioni per domani: cielo generalmente nuvoloso in pianura con probabili foschie o nebbie. Sulle zone montane iniziali tratti soleggiati, poi nuvolosità in aumento per nubi alte, nonché per formazione di nubi basse e foschie ad iniziare dai settori prealpini. Precipitazioni in prevalenza assenti, temperature in leggero aumento in quota, altrove stazionarie o in lieve calo.